Per il calendario la primavera è arrivata da qualche giorno ormai, ma le stagioni non guardano certo a queste formalità e così l'inverno si è ripresentato con tutti i suoi crismi, dal crollo delle temperature fino alla neve a quote molto basse. E questa è un'ondata di freddo, diciamo, eccezionale, però mettiamola tra virgolette, perché comunque per essere fine marzo è molto più normale avere la neve di oggi a 800 metri rispetto ai 19-20 gradi che avevamo fino a qualche giorno fa, insomma, di massima. Quindi è arrivata la neve fino a quote medio-basse, intorno ai 600-700 metri. Sul Grappa gli accumuli sono di qualche decina di centimetri e vanno a sommarsi alla neve già presente da settimane. Sull'altopiano i paesi si sono svegliati sotto una coltre bianca da Asiago a Gallio, con una spanna di neve quasi dappertutto, fino a quote collinari. Idem per le prealpi sopra Recoaro. Assieme alla neve è arrivata anche tanta pioggia in pianura, con 50 mm in alcune zone e soprattutto il forte vento. Sono state registrate delle raffiche di vento, il dato che colpisce di più sono i 106 km/h di raffica questa notte a Cima Grappa, ma abbiamo avuto qualche folata importante anche nella zona di Recoaro e comunque un po' in generale in tutta la pedemontana. Ne sanno qualcosa al rifugio Bertagnoli sui monti sopra Crespadoro, dove il vento ha divelto strutture e creato parecchi problemi. Messa in archivio la nevicata e le folate di vento, resta da capire che cosa accadrà adesso. E i rischi non sono finiti. E dei prossimi giorni ci sarà sicuramente un miglioramento del tempo, avremo un weekend che sarà buono, con temperature che saranno anche in ripresa, quindi con valori diurni oltre i 15-16 gradi. E le minime però attenzione, perché in caso di cieli sereni e scarsa ventilazione si avvicineranno di nuovo agli 0 gradi, quindi possibili brinate ancora anche in pianura.